Buongiorno amici, oggi risotto con le verdure. Cominciamo subito. Ho già lavato una zucchina, una carota, due cipolline e un pezzetto di radicchio. Adesso incomincio a tritare tutto quanto. Ho già messo una pentolina d'acqua a bollire perché non utilizzerò del brodo ma semplicemente dell'acqua bollente. In una casseruola bella capiente dispongo dell'olio in fondo appunto alla casseruola e in un'altra il riso per farlo tostare. Verso le mie verdurine tritate. Da una parte faccio tostare il riso e nell'altra rosolare le mie verdurine, belle, tutte colorate. Non importa che siano proprio minuscole, perché tanto poi cuocendo si sfalderanno completamente. Per la prima volta oggi ho utilizzato la mezzaluna. Io normalmente utilizzo questo coltello, tengo la punta ferma con una mano e con l'altra tritto. Questa arriva dal nostro negozio e chiaramente ha un significato tutto particolare. Ce l'avevo da un po' di anni in casa perché mia mamma mi aveva detto tutto quello che ti serve portatelo via, e quindi l'avevo portata qui a casa perché tantissimi anni fa l'avevo proprio desiderata, non me la potevo permettere, costava veramente tanto. Quando siamo andati a vivere insieme io e Mario eravamo poverissimi, non avevamo nulla. Il nostro piccolo corredino realizzato da mia suocera era proprio l'essenziale, da mia suocera e da memme, quindi dalla mamma di Mario e dalla sorella di nonna. Poi piano piano ci siamo rifatti alla grande, adesso non sappiamo più dove sistemare gli oggetti perché ne abbiamo veramente tanti. Le verdurine sono stufate, adesso ci verso, anzi prima ci metto un po' di sale e poi verso il risotto, il riso. Un altro cucchiaino di riso, un altro cucchiaino di sale l'ho sciolto nell'acqua, quindi un cucchiaino l'ho messo alle verdure, uno l'ho messo all'acqua, ma aggiungerò un altro pizzico di sale durante la cottura. Anche qui vedete che belli questi colori. Chiedo scusa per gli errori, ma come sapete buona la prima perché io non ripeto, non ci sarà mai un altro risotto uguale identico a questo. Normalmente uso lo scalogno, oggi invece ho utilizzato la cipolla normale. Comincio a versare l'acqua e così piano piano, se quell'acqua non sarà sufficiente, ne farò bollire dell'altra. Anziché brodo, io procedo così. Quindi normalmente si prepara un brodino vegetale, molti lo preparano con il dado, mamma mia, a casa mia neanche entrano i dadi, proprio non si possono sentire. Cos'altro aggiungere per insaporire? Un cubettino di aglio e prezzemolo. Il risotto è pronto, adesso lo impiatto. Pronto, ora vi dico com'è. Per me è buonissimo. Lo dedico alla mia carissima amica Marisa di Burolo perché nel 2020 siamo stati sugli ospiti, ci ha preparato il risotto alle verdure, buonissimo, squisito, il suo imbattibile, ma lei è una cuoca d'eccezione, oltre che una persona meravigliosa. Buon appetito a tutti e grazie.